Botte e lancio di sedie, 3 feriti nella rissa notturna in piazza della Borsa Trieste, coinvolti afghani e pakistani, le stesse scene viste pochi giorni fa in piazza Venezia. Ho sparato al mio vicino di casa, venite, per fortuna era solo un falso allarme, ma la polizia gli trova in casa 2 fucili. È successo in via San Pasquale. Auto abbandonate, rifiuti pericolosi, sequestrata una discarica abusiva di 1000 metri quadrati a Bagnoli della Rosandra, all'interno oltre 30 veicoli e targhe di vetture rubate. Conclusa la crisi della U-Blocks, firmato l'accordo per il passaggio all'irlandese Trasna, salvi 160 lavoratori per i quali si aprono nuove sfide e prospettive di crescita. Il day after, la fumata bianca sull'iscrizione della Triestina Calcio al prossimo campionato di Serie C. Le priorità sono blindare il DS dell'Icari e Mister Tesser. Issato nel primo pomeriggio il tendone del Cirque du Soleil accanto al Silos, lo spettacolo resterà a Trieste per un mese a partire da venerdì. E venerdì debutterà anche lo spettacolo che chiude la stagione operistica del Verdi, il Candide di Bernstein, mai rappresentato prima a Trieste. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura ancora la cronaca, una violenta rissa è scoppiata ieri sera in tarda serata in pieno centro città tra Piazza Unità e Piazza della Borsa. Protagonisti almeno 10 cittadini stranieri di diverse nazionalità, 3 dei quali sono rimasti feriti, ma vediamo nel servizio. Calci e pugni, ma anche lancio di sedie, tavolini e altri arredi dei locali. Una violenta rissa fra cittadini stranieri è scoppiata ieri sera verso le 11 nella centralissima zona tra Piazza della Borsa e Piazza Unità. Coinvolte almeno 10 persone, ma potrebbero essere state di più, di diverse nazionalità, sicuramente alcuni afghani e pakistani. Un episodio simile a quello accaduto solo 2 settimane fa in Piazza Venezia, al quale si riferiscono le immagini. Nei violenti scontri sono rimasti feriti 3 uomini, tutti stranieri fra i 20 e i 30 anni d'età, che si sono recati nella vicina questura per chiedere soccorso. Avevano ferite lacero-contuse al volto e in diverse parti del corpo e perdevano ancora sangue. Gli agenti hanno chiesto l'intervento del 118, dando subito la priorità alle cure mediche, per poi avviare le indagini sull'accaduto. I 3 feriti trasportati al pronto soccorso di Catinara non sono in pericolo di vita e sono già conosciuti all'ufficio immigrazione. Le indagini sono ancora in corso da parte della polizia per far luce sulle cause e la dinamica della rissa. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle tante telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Ho sparato al mio vicino, venite. Per fortuna l'allarme lanciato nel pomeriggio al 112 era solo un falso allarme. Ci racconta tutto Umberto Bosazzi. Per gli abitanti di un condominio di via San Pasquale è stato quello odierno un pomeriggio di paura, quando si sono visti arrivare 3 volanti della polizia con gli agenti che intimavano loro di non uscire dalle proprie abitazioni. Al 112 era giunta poco prima una chiamata: ho sparato al mio vicino, venite. Immediato l'intervento ed altrettanto immediata, per fortuna, la constatazione che l'autore della chiamata era una persona in stato di agitazione, fra l'altro seguita dal centro di igiene mentale. Nessun fatto di sangue, per fortuna, ma l'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, aveva anche opposto resistenza. Una volta riusciti ad entrare nell'abitazione, anche grazie all'arrivo del 118 nel frattempo, i poliziotti hanno scoperto 2 fucili sportivi da competizione ed anche altre armi che sono state sequestrate. L'uomo invece è stato denunciato per resistenza. Sequestrata una discarica abusiva a Bagnoli della Rosandra, l'operazione dei carabinieri ha permesso di risolvere il problema nell'area in cui venivano ammassate parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti e una trentina di auto. Denunciato un 47enne che ora dovrà pagare 10.000 euro di multa. Vediamo. Una discarica abusiva di oli e componenti di veicoli, pericolosa per possibili problemi ambientali di suolo, infiltrazioni e acque sotterranee, è stata scoperta dai carabinieri a Bagnoli della Rosandra all'interno di un'area interamente recintata, dove è stato trovato anche un rudimentale prefabbricato e una gran quantità di parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti e 2 targhe di auto rubate. Nell'area erano sistemati anche una trentina di veicoli, alcuni dei quali privi di targa, altri in stato d'abbandono. I carabinieri della stazione di
di San Dorligo della Valle insieme a quelli di via Ermet, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Udine e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, ieri mattina hanno effettuato un controllo nell'area di circa 1000 metri quadrati nel comune di San Dorligo della Valle, in uso a un cittadino bosniaco di 47 anni. I militari da qualche settimana tenevano d'occhio la zona anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti. Al termine degli accertamenti, l'utilizzatore del fondo, peraltro privo di autorizzazione amministrativa della Camera di Commercio per l'attività di autoriparazione, è stato denunciato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti. Dovrà pagare una sanzione amministrativa da 10.000 euro. L'intera area è stata sequestrata, così come il materiale illecito, compresi i veicoli. Voltiamo pagina per una buona notizia conclusa con la firma dell'accordo ieri nel tardo pomeriggio la crisi della U-Blocks di Sgonico, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna. L'atto chiude un'avvertenza durata 6 mesi e salva tutti i 160 posti di lavoro. Vediamo il servizio. Con la firma dell'accordo ieri nel tardo pomeriggio si è chiusa positivamente la crisi della U-Blocks Italia di Sgonico, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna. L'atto del passaggio chiude un'avvertenza durata 6 mesi e salva i 160 posti di lavoro. Ad annunciarlo l'USB. Con il nuovo nome di Trasna Cellular SPA, l'azienda di Sgonico continuerà a svolgere la sua attività di progettazione di prodotti per le telecomunicazioni e per l'internet delle cose, integrandola però con la gestione della produzione e soprattutto della vendita dei propri prodotti. Una filiera completa, insomma, che per i lavoratori rappresenta una nuova sfida. Comincia una nuova attività perché da adesso in poi ci confronteremo direttamente sul mercato, anche con la vendita dei nostri prodotti, cosa che prima avveniva attraverso la casa madre. Ci inseriamo in un contesto di mercato difficile perché da un lato ci sono i nostri concorrenti cinesi che sono supportati dal governo cinese e dall'altro lato uno dei nostri mercati di riferimento, che è quello americano, statunitense in particolare, è chiuso da tutto quello che sappiamo, dai dazi e queste cose qui. Quindi è una nuova sfida. Secondo USB si apre una prospettiva di possibile crescita occupazionale nel medio periodo che potrà essere accelerata anche dal supporto delle istituzioni, in particolare quello della Regione che, dicono i sindacati, si è già dichiarata disponibile in tal senso. Certo, riguarderà proprio tutti, anzi speriamo di riuscire a recuperare qualcuno che nel frattempo è andato via. Come hanno reagito? Guarda, ti dirò soltanto questo, l'altro ieri, sera, sapevamo che era vicino la conclusione delle cose, è stata organizzata una festa nella sede con grigliata e allegria e concerto, quindi tutti molto bene, direi. Domani e lunedì gli elettori sono chiamati alle urne per i 5 quesiti referendari sul mondo del lavoro e la cittadinanza agli stranieri. I seggi si sono costituiti regolarmente oggi pomeriggio, allora vediamo il servizio con tutte le indicazioni. Sono 932.600 le persone aventi diritto di voto in Friuli Venezia Giulia che tra domani e lunedì possono recarsi alle urne per esprimersi sui referendum. Nelle 277 sezioni elettorali a Trieste possono votare 178.223 elettori. Si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Gli scrutini iniziano alle 15 di lunedì alla chiusura delle urne. Per votare è necessario andare al seggio con un documento d'identità e la tessera elettorale. Il Comune di Trieste ricorda che per chi non l'avesse ancora ritirata, l'avesse smarrita o completato gli spazi dove applicare il bollo dell'avvenuta votazione, è possibile ritirarne una nuova presso l'ufficio elettorale durante tutto il periodo di apertura dei seggi. Gli elettori si troveranno di fronte a 5 schede con 5 domande diverse, 4 riguardano il mondo del lavoro, una la cittadinanza agli stranieri. Affinché un referendum sia valido deve raggiungere un quorum di almeno 50% più uno degli aventi diritto. 5 domande diverse, 5 quorum diversi, con relative percentuali d'astensione. Questo significa che il cittadino può anche non ritirare tutte e 5 le schede, oppure ritirarle e non votare, contribuendo comunque al quorum. Una curiosità: Trieste con 878 iscritti è la provincia con il numero più alto di elettori fuori sede in regione. Ho lo studio di fattibilità per il prolungamento del tragitto della cabinovia fino a Montegrisa. Lo ha detto questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, spiegando le motivazioni di natura turistica e logistica che renderebbero auspicabile la tratta aggiuntiva. Sentiamolo.
A Montegrisa 2 anni e mezzo fa ho detto, no? Poi c'era anche padre Luigi, che tuttora è il rettore di Montegrisa, che era d'accordo, no? Si deve realizzare una vera e propria cittadella, una cittadella di accoglienza religiosa, perché è un tempio mariano, con un coso, una cittadella in cui ci devono essere degli alberghi, accoglienza del pellegrino, dei ristoranti evidentemente adeguati, non da 100 euro a panino, va bene, e soprattutto c'è uno spazio per 2.000-2.500 posti in macchina. Realizzi una cittadella, un punto intermodale, raccogli i ciclisti. A differenza di Campo Romano, dove il posto non c'è. Il posto è limitato, non è inutile che lo facciamo, anche un cieco lo vede, no? Quindi cosa ho chiesto? Ho chiesto che si facesse uno studio di fattibilità. Perché cosa? Perché non si può tornare adesso indietro, ormai la cabinovia, la variante verrà approvata, la cabinovia verrà approvata, andrà avanti, va bene, se ci saranno i soldi, come io credo del Ministero, non più del PNRR, e alla fin fine arriva da Opicina. Da Opicina bisogna fare la tratta che arrivi a Montegrisa. Finalmente, 15 giorni fa, l'ingegnere Bernetti mi ha accontentato e ho sul mio tavolo lo studio di fattibilità per collegamento Opicina-Montegrisa, che è un tratto, tu dove sei adesso che arrivi dal lato destro, no? Andando verso Monfalcone, vai sul lato sinistro, fai 20 metri, attraversi la strada, lo si potrà attraversare con un tunnel, con un marciapiede indifferente, va bene? E da lì tiri dietro e arrivi a Opicina per il bosco. Non c'è una casa, non c'è da fare niente, se non arrivare. Allora, questo deve essere il destino finale della cabinovia. Se agganci la prima fase, che è quella di arrivare a Opicina, ma la seconda è quella di Montegrisa, allora risolvi il 90% dei problemi, perché il vero problema è che intercetta queste decine, centinaia e migliaia di turisti e di flussi, va bene, che da nord ad est navigano su e giù. Quindi io credo che alla fin fine bisogna dare completezza all'operazione di accoglienza e di flusso turistico e anche di quello che è il piano del trasporto locale attraverso che cosa? Una risposta che sia arriviamo pure ad Opicina, perché è un punto importante, andiamo a Montegrisa per accogliere e risolvere il problema della penetrazione a nord, facciamo dei parcheggi in Porto Vecchio, perché li faranno 2-3 migliaia di parcheggi, poi c'è il parcheggio anche dei silos, liberiamo finalmente le rive. A poco meno di una settimana dalla prima dello spettacolo, nel pomeriggio si sono concluse le fasi di montaggio dello chapiteau che ospiterà dal 13 giugno al 13 luglio lo spettacolo del Cirque du Soleil, un evento per la città che avrà ricadute economiche importanti. Ce ne parla Umberto Bosazzi. 19 metri di altezza, un diametro di 51 metri, 4 pali d'acciaio portanti alti ciascuno 25 metri, 550 picchetti necessari per fissarlo sulla superficie di 4.500 metri quadrati di asfalto. Sono questi alcuni numeri del Grand Chapiteau, la struttura al cui interno si terrà Allegria in New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil, issato a mano in poco più di una decina di minuti nel primo pomeriggio odierno. È come tornare indietro nel tempo. Un centinaio di persone ha collaborato ad issare il tendone, alcuni sono nostri tecnici, poi ci sono anche le maestranze locali che hanno spinto e tirato per dare forma alla struttura. A pensarci bene è un po' quello che succede con i nostri spettacoli, che sono fatti dalle persone. Certamente c'è un apporto fornito dalla tecnologia, ma si vede il sudore, si vedono gli sforzi. È uno spettacolo fatto davvero da uomini e donne. L'allestimento ha richiesto 8 giorni di lavoro, le attrezzature necessarie pesano 2000 tonnellate e sono state trasportate da 77 camion. Trieste è la terza città italiana dopo Roma e Milano toccata dalla tournée. C'è una caratteristica che però rende unica la location del Silos, essere cioè in pieno centro città. In genere abbiamo bisogno di molto spazio, per cui è difficile che ci posizioniamo in centro. Qui invece siamo in pieno centro, vicino alla stazione, molti verranno a vederci a piedi, saremo ancora più parte della comunità e per noi sarà un'esperienza grandiosa. Allegria in a New Light, come accaduto per il Fantasma dell'Opera, per la nostra città sarà qualcosa in più. Già si calcola che la presenza della troupe e del cast lascerà sul territorio una cifra che oscilla fra i 6 e i 700.000 euro. I biglietti sono stati venduti in più di 80 paesi, 86 paesi e in tutte le regioni d'Italia, significa che già in questo modo abbiamo dato una visibilità incredibile alla città di Trieste, una visibilità che Trieste si merita. Io non avrei mai immaginato che
saremmo riusciti un giorno a portare uno spettacolo di circo a Trieste, perché sembrava già incredibile che arrivasse a Roma o Milano, per cui sono quelle cose che dici ok, va bene, prendiamo il treno, la macchina, andiamo a Milano. Questa volta invece possiamo prendere un autobus, possiamo venirci a piedi noi di Trieste, ma per chi non è di Trieste può venire a Trieste e scoprire una bella città nel periodo forse più bello dell'anno, l'estate. Si può magari fare un bel weekend e legare una visita a Cirque du Soleil a una visita al mare, alle bellezze che abbiamo qui intorno. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo con gli spettacoli. Il Teatro Verdi ha presentato lo spettacolo che da venerdì prossimo chiuderà la stagione di opera e balletto, ovvero il Candide di Leonard Bernstein. Vediamo. È un classico che però non è mai stato eseguito nel nostro teatro, quindi è una prima assoluta, quindi in un certo senso è una scommessa che contiamo di vincere. Il sovrintendente del Verdi Giuliano Polo sintetizza così la scelta da parte della Fondazione di chiudere la stagione affidandosi al Candide di Leonard Bernstein. Definito dal maestro concertatore Kevin Rhodes un'operetta o uno Singspiel piuttosto che un musical, lo spettacolo in realtà compendia questi due generi, appunto con il musical, ma anche con incursioni jazz e latinoamericane. Il punto di partenza è il testo di Voltaire datato 1759, nel quale un giovane un tantino sprovveduto viene sottoposto a tutta una serie di assolute catastrofi per dimostrare quanto fosse impossibile da sottoscrivere l'assunto laibiziano secondo cui il nostro sarebbe il miglior mondo possibile. Bernstein, sempre secondo Rhodes, definì Candide una lettera d'amore musicale per l'Europa, anche se in origine lo spettacolo era stato concepito per i palcoscenici di Broadway, e anche se il tono è apparentemente più leggero, si è autorizzati ad un collegamento con la carriera di un libertino di Stravinsky, se non altro per l'esplicita critica alla società moderna. Un'opera bellissima di un autore eclettico che quindi è molto interessante. Oltretutto nella stagione di quest'anno abbiamo percorso tutto il repertorio più tradizionale, quindi un'opera che è un po' fuori dagli schemi ci sta. Candide giunge a Trieste nella sua ultima forma operistica, con un cast di brillanti voci capitanate dal giovane tenore Enrico Casari in alternanza con il leccese Marco Miglietta per il ruolo eponimo, i soprani Tatiana Zuravel e Francesca Benitez, il baritono Bruno Taddia per il dottor Pangloss, in alternativa all'affermato lettone Valdis Jansson. La regia è affidata a Renato Zanella, storico coreografo dell'Opera di Vienna e quindi di Lubiana, al debutto in questo ruolo. Lo sport ora, il day after, la fumata bianca sull'iscrizione della Triestina Calcio al prossimo campionato di Serie C. Bisogna iniziare a programmare il futuro con delle priorità che riassumiamo nel servizio di Marco Stabile. Conclusa la giornata thrilling in casa triestina, saldate le pendenze, perfezionata l'iscrizione, anche se per andare con i piedi di piombo bisogna attendere il controllo della Covisoc, ora è tempo di programmare con serietà il futuro. Se effettivamente l'intenzione dei nuovi investitori americani entrati nel fondo LBK non è di vendere la società, ma di proseguire, allora bisogna avere l'intelligenza e la lungimiranza strategica di fare subito le mosse chiave. In primis la conferma di Daniele Dellicarri come direttore sportivo e tentare subito di convincere Attilio Tesser, che ha salvato la squadra sul campo, a restare come allenatore e punto di riferimento tecnico. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è la risposta. Ovviamente serve un progetto di medio periodo, perché sulla prossima stagione pesano già i 9 punti di penalizzazione che non consentono grandi voli pindarici sugli obiettivi. C'è anche da programmare, perché ovviamente ci sono ancora tutta una serie di debiti da sanare, c'è da chiudere formalmente la stagione con ancora delle mensilità e oltre a tamponare le varie situazioni di debito che ha questa società, possono essere campi, possono essere fornitori, ci sarà anche da stabilire un budget per la prossima stagione. Che parte da -9. Che parte da -9, quindi altro Everest da scalare. Io credo che da questo punto di vista
Ovvio che sarebbe veramente una vittoria bellissima avere ancora il direttore dell'Icarri e Attilio Tesser come allenatori, perché possiamo discutere di denari quanto vogliamo, ma poi i valori alla fine sono fatti di persone più che di denari, e quindi mettendo le persone giuste al posto giusto, indipendentemente dal budget 1, 2, 5, 10 milioni di euro, è logico che le persone fanno la differenza. Servono delle competenze specifiche, serve con tutto il rispetto un direttore generale che abbia conoscenza del calcio e del calcio di Serie C, perché nelle ultime settimane è scomparso quello che attualmente è il direttore generale Menta, e invece era il momento comunque di metterci un po' di più la faccia, come ha fatto ad esempio l'amministratore delegato, e poi quindi programmare con maggior trasparenza nei confronti della piazza. Tanti pneumatici e parabordi, ceste di plastica, corde, bottiglie, barattoli e perfino segnali stradali sono i rifiuti riportati a terra dopo un intervento di pulizia dei fondali nella zona della Sacchetta. Protagonista dell'intervento è stata la FIPSAS regionale, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, con la parte attiva dei volontari dell'Altritalia Ambiente, Circolo Sommozzatori Trieste, Subsea Club Trieste, Circolo Subacqueo Ghisleri e Guardia di Finanza, Area Marina Protetta di Miramare, Circolo Tergeste e Diportisti Muggia. Sono 26 sub che si sono immersi per riportare appunto alla superficie le immondizie e smaltirle in modo corretto e differenziato. E rimaniamo sul mare, in Friuli Venezia Giulia. I prezzi delle spiagge attrezzate e dei servizi per i turisti registrano aumenti più alti della media nazionale. Lo rivela un'indagine di Federconsumatori proprio a livello regionale. Vediamo. Superata l'ultima, si spera, ondata di maltempo, la stagione turistica balneare entra nel vivo e i vacanzieri di medio-lungo periodo o con presenza giornaliera devono fare i conti con il costo dei servizi offerti dai gestori delle spiagge attrezzate. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato un primo monitoraggio rilevando mode, tendenze e prezzi. Secondo i dati emersi, i costi aumentano mediamente del più 2,3% rispetto al 2024. In Friuli Venezia Giulia sono leggermente più alti rispetto all'andamento nazionale, anche se è la Sicilia la regione con i rincari maggiori. Prendendo come parametro gli stabilimenti delle località del Friuli Venezia Giulia dove è possibile fare un confronto omogeneo, Lignano, Marina Iulia e Monfalcone, gli aumenti rilevati, considerati i prezzi medi di alta e bassa stagione, vanno dallo 0 di Marina Iulia, quindi prezzi invariati, a punte del 15,6% sul prezzo medio a Lignano, dove a Riviera il costo per un posto in prima fila è di 33 euro, che scende a 30 in quarta. Meno cari i prezzi di Pineta, 28 euro, con il mare immediatamente davanti, 24 più dietro, e Sabbiadoro, dove la prima fila costa 24 euro, 20 la quarta. Si tratta di prezzi medi, il costo si abbatte per prenotazioni per periodi più lunghi del mordi e fuggi del giorno singolo. I problemi di bilancio di molte famiglie italiane spingono a cercare soluzioni per risparmiare con la fruizione più breve del servizio di spiaggia. Molti lidi propongono formule che consentono di godersi la comodità dello stabilimento solo dopo le 14 oppure la mattina, con tariffe che arrivano ad abbattersi fino alla metà dei costi applicati per l'intera giornata. È possibile risparmiare anche grazie ai pacchetti all inclusive che abbinano diversi servizi: spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio canoa o SUP, con prezzi che variano da 35 a 50 euro, a seconda del menù, della fila dell'ombrellone e del giorno di fruizione. Valorizzare le persone è il principio che ogni anno guida Despar Nord nell'organizzazione dei giubilei regionali, appuntamenti consolidati per rendere omaggio ai collaboratori giunti a importanti traguardi. L'edizione dell'annuale giubileo dedicato al Friuli Venezia Giulia si è svolta nella cornice suggestiva del castello di Susans a Maiano e ha visto premiati 175 collaboratori tra colleghi in forza e pensionati, molti dei quali di Trieste, protagonisti di carriere all'interno della famiglia della Abete che spaziano dai 15 fino ai 40 anni di servizio, un riconoscimento che testimonia la forza di un legame costruito su valori profondi come collaborazione, rispetto e senso d'appartenenza. L'evento ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti aziendali che hanno consegnato personalmente i riconoscimenti ai diversi colleghi premiati, valorizzando la loro esperienza e passione all'interno dell'azienda nel corso degli anni. Una conferenza e una staffetta ecologica per sensibilizzare i giovani sul rispetto dell'ambiente e dell'acqua in particolare. Vediamo.
Bene prezioso da tutelare in tutto il suo ciclo, l'acqua è al centro della doppia iniziativa, conferenza e staffetta ecologica della Pallanuoto Trieste in collaborazione con Eco FVG, ospitata questa mattina da Trieste Campus. Alla conferenza, per sensibilizzare i giovani sul tema della risorsa idrica, si sono alternati tra gli altri i relatori di Acegas, APS Amga e OGS, presente l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Sì, ovviamente si sposa la pallanuoto con l'acqua, il loro elemento, e noi facciamo di questo un punto fondamentale delle nostre politiche ecologiche. Oggi andiamo a discutere, soprattutto con i ragazzi, di quelle che sono le tematiche legate all'acqua, non solo nel campo sportivo, ma anche appunto nell'uso quotidiano e non solo. Quindi si inserisce nelle politiche di Eco FVG, e in questo molto bene la Pallanuoto Trieste è ospiti anche di Trieste Campus. Riusciamo a fare sintesi delle nostre politiche sportive ed ecologiche. Energia pulita, ok? Carbone, petrolio o sole? Sole. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti.